partiamo dalle sopracciglia, poiché stiamo facendo un look Sofia Loren. Se voi vedete delle foto d'epoca, delle foto dei trucchi di Sofia Loren, le sopracciglia super separate, si possono proprio vedere i singoli peli. Lei appunto era solita dipingere le sopracciglia con una matita, proprio disegnare dei peli individuali, quindi pettino le mie sopracciglia all'ingiù questa volta e non vado ad utilizzare l'eyeliner fluido che utilizzo sempre per avere un effetto di sopracciglia disegnato, ma stavolta per ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Allora, oggi siamo in mia sorella perché abbiamo visto che questo tipo di video insieme mi piacciono tantissimo e piace anche a noi farli. È più carino pure da vedere, mi rendo conto. Per questo look ci siamo ispirati al trucco di Lady Gaga qualche mese fa, la notte di Oscar, che è molto bello, sensuale e luminoso. Ci è piaciuto tantissimo questi look così naturali, così belli. Molte volte sono anche più difficili di quelli molto elaborati, perché uno diceva come fa a essere così bella e sofisticata senza niente, invece poi c'è un bel trucco studiato dietro, ma molto sofisticato ed elegante. Un trucco occhi che potesse andare bene con tutti i tipi di rossetto. Vi lasciamo al make-up tutorial. Ciao! Allora ragazzi, come primo step andiamo a mettere il primer occhio ovviamente su tutta la palpebra, dato che comunque non andremo a utilizzare colori molto carichi, scuri eccetera, e quindi ci vanno ad ingrigire di nuovo questa parte, quindi la andrei già a trattare. Come sempre io utilizzo lo Studio Finish Concealer della MAC nel numero NW25, che è questo qui dei toni aranciati, dark peach, poi brown. Andiamo con il primo colore. Io utilizzo per dare luce questo ombretto della MAC che si chiama Naked Lunch, un bianco perla tendente a rosa. Vado ad utilizzare il
primo colore che è questo qui, con un pennello a setole piatte e lo applico su tutta la palpebra mobile, in particolare il primo terzo. Adesso iniziamo a dare un po' di definizione alla piega dell'occhio e io utilizzo questo colore marrone caldo che si chiama Charcoal Brown della MAC. Io invece vado ad utilizzare lo stesso colore diciamo che della Nabla invece questo è Wild Side, che è sempre questo bel marrone caldo. In questo caso utilizzo questo colore qui che è Fahrenheit di Nabla, che è un rosso spento, un rosso mattone se vogliamo, che è matto, e lo applico con un pennellino piccolo da sfumatura. Io invece faccio un mix di due colori che sono Deep Damson e Passionate, che è un fucsia sempre MAC opaco.